Ciardis Bussane batte il Fontanafredda per 3-1, fuori onda con il mister Vittore, a cui faccio i complimenti per la vittoria. Dico, mister, cambia Zeccati. Piccolotto secondo me è migliore in campo, è entrato e ha girato la partita. Oh, sono fatto gol. Sì, sì, tutto sommato penso di aver azzeccato i cambi, anche perché insomma, sono stati loro i protagonisti nella parte finale, però devo dire che se vogliamo fare un riepilogo generale della partita penso che tutto sommato è legittima sta vittoria, tenendo conto che noi non sono stati dati credo due rigori, di cui uno clamoroso proprio, però vabbè, probabilmente l'arbitro non ha visto, meno male che comunque abbiamo vinto lo stesso. Mister, terza vittoria consecutiva, si pensava che questo duello tra Ciardins e Fontanafredda potesse dire qualcosa anche in ottica campionato, perché tutti già pensano che sia fuga per il Ciardins. Ma secondo me è molto presto ancora, sono 3 partite, noi siamo riusciti a fare questi 9 punti in 3 partite, però devo fare i complimenti al Fontanafredda che è una signora squadra, secondo me farà tantissimi punti, quindi oggi hanno trovato un bel Ciardins secondo me, però è una squadra che comunque noi abbiamo questi 9 punti, abbiamo fatto 3 vittorie, giocando abbastanza bene, non benissimo, abbastanza, perché ancora facciamo qualche errore, però anche loro, il Fontanafredda è una bella squadra. Mister, va detto che avete dimostrato anche di saper vincere soffrendo, perché oggi non è stata facilissima portarla a casa in queste condizioni, con tanti ammoniti, gara nervosa, espulso uno anche. Sì, devo dire comunque che l'espulsione è stata un po' approssimativa lì, comunque vabbè, però devo dire che forse è la caratteristica delle mie squadre, quella di soffrire e poi gioire alla fine, è un valore aggiunto questo qua, si gioisce un po' meglio diciamo dopo aver sofferto. E anche un altro dato da rilevare è che avete vinto per la prima volta senza il gol di Fabbro. Quindi anche questo Prego, senza il gol di Fabbro, cioè senza... Ah, è vero, Quindi bene, è vero. è stato molto generoso, lui ha lavorato per i suoi, però per la Sì, prima volta sì, senza devo lui. dire, sì, in effetti è una statistica che questa ci sta, diciamo, però sono contento che hanno fatto anche gli altri gol e significa che il gioco di squadra, tutto sommato, sì, inizia a vedersi. Vista condizioni di Moras, perché è uscito zoppicando, come sì, sta? è una lussazione alla spalla, quindi andrà via un po' di tempo. Mi dispiace per lui perché aveva fatto un bel gol, poi è un giocatore di un certo tipo, una certa qualità. Devo dire che è un po' sfortunato, cioè, perché l'anno scorso si è rotto il piede, quest'anno la lussazione alla spalla. Sì, cadendo male, che quello non è niente da dire agli avversari, però devo dire che insomma è un po' sfortunato da questo punto di vista. Ultima domanda, mister, il prossimo turno che tipo di partita dobbiamo aspettarci dal Ciardins? Perché ovviamente tutti vorranno giocare per la partita della vita contro di voi. Sì, beh, vabbè, ma ci sta, ci sta. Andiamo, sì, giochiamo col 30°, ci sta che tutti vogliono vincere con noi. E dobbiamo essere bravi noi a gestire tutte queste cose qua, se vogliamo fare bene. Dobbiamo gestirle, essendo cattivi, essendo determinati, sì, più su si va e più ci sono questi pericoli. Il Fontanafredda esce sconfitto dal campo del Ciardins Muzzane, un Fontanafredda che non è riuscito a frenare l'avanzata della squadra del presidente Zanuta, ma Fontanafredda che esce da Carlino con che considerazioni, Presidente? Testa alta, a testa di aver fatto una buona gara fino a 10 minuti alla fine. Abbiamo mancato il 2-2 a pochi minuti lì e loro in contropiede ci hanno fatto il 3-1. Però lo spirito nostro è stato quello di costruire il gioco, andare sempre ad attaccare alto e giocare la palla. Per noi è solo l'inizio perché il nostro campionato è un altro, è quello che da dicembre in poi vedremo. Per cui, ve lo dico prima, ci sarà ancora mercato per noi, però con l'obiettivo di valorizzare i giovani. Oggi ha giocato un 99, 2,98, poi sotto io devo lavorare per l'azienda Fontanafredda ha 280 bambini del settore giovanile. Tutti di proprietà di Fontanafredda. Tutti di proprietà di Fontanafredda. Fra un anno o due devono giocare i 2000-2001 da noi, così non si falliscono e si prendono giocatori da 4-5 mila euro al mese. No, non è la mia filosofia, è la filosofia della società, che davano per spacciata, fallita. Abbiamo pagato gli stipendi l'altro giorno noi, contanti.
tanto per dire. Ecco. E quindi immagino anche la soddisfazione, però qui, come dicevo prima, i risultati vanno, vengono, la prima squadra va, viene, sale, scende, però con un bacino d'utenza, cioè meglio, con un vivaio come questo, alla fine il futuro è per voi. Noi dobbiamo lavorare solo per il settore giovanile, perché il futuro è là. Ma noi speriamo di fare anche qualcosa di più in campionato, però adesso è troppo presto, siamo appena arrivati. Il 5 luglio avevamo 3 ragazzi, adesso ne abbiamo 23 della prima squadra, di cui 98, 99 giovani Speranza, 94, 95, che io sono stracontento, la società anche. Il mister, il preparatore e lo staff hanno lavorato, sono un gruppo di ragazzi straordinari, per cui basta guardarli negli occhi. Oggi sono affranti, ma lunedì, martedì saranno ancora al lavoro con intensità e qualità. No, facciamo così, dai, ci risentiamo verso dicembre, quando comincia il mercato, così avremo qualche kick. Va bene, dai, grazie, arrivederci. 3-1 la vittoria del Cernís Mussane sul Fontana Fredda, un Cernís Mussane che sta facendo festa dopo partita. Presidente, soddisfazioni oggi, anche perché Fontana Fredda ha giocato veramente una partita intensa, voi di più, avete sofferto ma ha portato a casa un bel risultato. Sì, una gran bella squadra, giovani che danno molta intensità al giro palla, una squadra sicuramente che darà filo da torcere a tutti. Abbiamo vinto una partita importante. Diamo un po' di continuità dei risultati, facciamo tesoro degli errori in questa fase che ci stanno, cerchiamo di migliorare, cerchiamo di recuperare qualche uomo ancora che non è in perfettissima forma e dopo vedremo cosa succederà. Quindi sicuramente positivo i 3 punti, io direi positiva anche la prestazione. C'è già più di qualcuno che parla di fuga del Cernís Mussane, dopo 3 giornate, 3 vittorie, 9 punti, punteggio pieno, tutti pensano se ne vanno. No, se ne vanno in chiosco a bere una birra in questa fase. In questa fase bisogna pensare solo a fare punti. L'anno scorso abbiamo visto che il campionato si è vinto gennaio, febbraio e marzo. Noi potevamo anche fare bene l'anno scorso se all'andata avevamo fatto qualche punto in più. Quindi oggi l'andata bisogna pensare a fare punti, a mettere in cascina fieno per un girone di ritorno che sarà sicuramente importante e diverso sicuramente da quello dell'anno scorso. Presidente, so che ci tiene parlando che con Fontana Fredda loro hanno un vivaio molto importante, però anche voi a Carlino state sviluppando un settore giovanile importante. So che ci tiene e so che le piace valorizzare anche questo aspetto. Ma sicuramente mi piace sottolineare che 13 anni fa, quando siamo partiti, c'era una squadra di pulcini a Carlino e basta. L'anno scorso abbiamo vinto 3 titoli regionali su 5 e quindi abbiamo ricostruito un settore giovanile da zero e ci tengo in modo particolare ad avere degli insegnanti, quindi gli allenatori che insegnino il calcio. Secondo me un bambino che ha voglia di far calcio e si applica può riuscire. Io non sono dell'avviso, certo il campione nasce uno ogni 100.000, tutti gli altri possono benissimo fare calcio. Dopo ci sono le categorie adatte per separare chi si applica di più, chi si applica di meno. Però secondo me se gli dai dei buoni insegnanti ottieni dei risultati nella crescita dei ragazzi. Presidente, ultima domanda, torniamo alla prima squadra. Al prossimo turno c'è il 13° che oggi ha vinto a Gradisca. Tutti vorranno fare figura super contro Carlino. Voi siete pronti? Avete qualche arma in più ancora da sfruttare? Ma ormai siamo quasi abituati. L'anno scorso in questo periodo eravamo verso terzultimi, penultimi e la partita col Carlino aspettavano il Carlino. Adesso siamo primi e aspettano il Carlino, quindi noi dobbiamo andare tranquilli e sereni a fare la nostra partita cercando di essere umili perché non dobbiamo pensare al primo posto, dobbiamo pensare di vincere la partita in questione. Se questo sarà l'atteggiamento, alla fine saremo tra quelli che correranno.